Buonasera cari amici, ben ritrovati qui in questo spazio in mia compagnia. Questa sera riprendo l'argomento del video precedente eh, che riguardava appunto l'uso del pendolino. Nel primo video abbiamo visto cos'è un pendolino, con quali materiali può essere fatto, le caratteristiche che può avere. È chiaro che poi ciascuno di noi sarà più sensibile ad un pendolino piuttosto che ad un altro e soltanto con l'uso appunto possiamo poi stabilire qual è quello più in sintonia con noi. Come vi dicevo, il pendolino regolarmente va smagnetizzato proprio perché tende ad accumulare, a meno che non sia un pendolo egizio, proprio grazie alle sue onde di forma e alle forme che ha, che impedisce l'accumulo di energia psichica o comunque di natura energetica. Come lo andiamo a smagnetizzare è con l'uso di questo circuito. Ehm, Questo è appunto un disimpregnatore, un circuito disimpregnante che trovate sul sito ilcapitano.altervista.org ed è il link che ho messo al fondo del video precedente. Basterà appunto posizionare, scusate, il pendolino all'interno del circuito e lasciare agire appunto per tutta la notte oppure un minimo di 5 ore, superate le quali il nostro pendolino è stato completamente azzerato di tutte quelle che sono le energie che può aver accumulato. Ma passiamo ad un altro circuito molto importante che è quello del sì e del no. Anche questo lo troverete nel link che metterò nella descrizione del video, così che possiate andarvelo a scaricare e stampare gratuitamente. Vi voglio dire una cosa, è possibile comunque individuare il sì e il no anche senza questo quadrante. Nel caso in cui ad esempio vi trovaste a dover fare una ricerca o una consulenza di fortuna, diciamo così, potrete munirvi anche di un semplicissimo foglio di carta, qualsiasi, anche uno di fortuna come questo, e tracciare una linea orizzontale ed una verticale, senza mettere indicazioni di sorta, semplicemente impugnerete il pendolino, lo posizionerete in modo che sia proprio in corrispondenza dell'incrocio delle linee e chiederete una cosa molto semplice, come ad esempio mostrami il sì. Come vedete ha assunto un'oscillazione orizzontale. Dunque io andrò ad apporre il sì in corrispondenza della linea orizzontale. A questo punto faccio una controverifica e chiedo mostrami il no. Come vedete chiaramente ha assunto un'oscillazione di tipo verticale. A questo punto io ho il mio sì e il mio no, metterò un no qui e potrò andare a fare la mia ricerca, la mia indagine. In alternativa, come ho detto, appunto abbiamo il quadrante già bello pronto, semplicemente da stampare con il sì, il no e il non è il momento, perché a volte quando chiediamo riguardo ad alcune situazioni può succedere che in realtà il pendolino voglia dirci che non è il momento di agire, non è il momento di porre questa domanda o non è il momento eh, di ottenere determinate cose, insomma. È chiaro, può valere come un forse, ecco, in alternativa. È chiaro che noi lo utilizzeremo più che altro con il sì e con il no.
A questo punto possiamo fare per esempio qualche piccola richiesta, che poi possa essere di carattere personale oppure anche solo come test, come verifica iniziale. Io consiglio sempre, quando si vuole prendere un po' confidenza con lo strumento, di cominciare con domande di cui conosciamo la risposta. Intanto perché dobbiamo creare confidenza con quello che è la nostra percezione delle oscillazioni del pendolino e poi anche perché entriamo in sintonia con lui in modo molto chiaro su quello che sono appunto le risposte eventuali che deve fornirci. Un'altra cosa che volevo dirvi riguarda proprio il modo in cui si impugna il pendolino. In questo caso, scusate, sollevo un pochino la cam. Ognuno ha una mano prevalente, come per la magia abbiamo la mano di potere, tendenzialmente la destra perché corrisponde al bene, eh, per esempio tante volte viene detto appunto nei salmi, o poniti alla mia destra, perché appunto viene inteso come il sentiero del bene, il sentiero delle cose positive. Pertanto questo non significa che chi è mancino è automaticamente nel sentiero delle cose negative, semplicemente è una, diciamo così, un'attribuzione di norma, ecco, che deriva appunto, tra l'altro dalla Cabala, con la divisione dell'albero della vita nelle tre colonne, quella a destra, quella a sinistra e quella centrale. Tornando però al pendolino, ognuno di noi ha una mano prevalente, diciamo che tendenzialmente la maggioranza è destrimane, e una piccola parte è mancina. Io ad esempio sono mancina, più che altro in teoria sono ambidestra, però le cose di natura intellettuale, diciamo così, le svolgo con la mano sinistra, pertanto io lo impugno con la mano sinistra. Poi comunque ho fatto un test per essere sicura quale fosse la mano di potere e dunque io so che devo usare la mano sinistra. Lo impugnerete tenendolo fermo fra pollice ed indice. Il resto delle dita, scusate, vanno ripiegate all'interno del palmo della mano. Cioè, non che tenendo così la cosa non vada, va bene lo stesso, però in questo modo si concentra meglio il flusso e l'energia, proprio creando appunto un collegamento tra il pendolino, che diventa un'estensione del nostro corpo, e noi stessi, il nostro braccio. Ci puntelleremo bene col gomito sul tavolo in modo da avere un appoggio fermo, perché è chiaro che già all'inizio avremo qualche perplessità sul fatto che il pendolino ci stia dando delle risposte sincere o affidabili e comunque dovete sempre considerarle sincere e affidabili anche quando vi stanno dicendo qualcosa di cui voi siete convinti del contrario. In quel caso vi staranno dicendo qualcosa che ancora non riuscite a comprendere o a decodificare. Il pendolino vi dirà sempre le cose giuste, starà a noi saperle interpretare. Dunque, ben appoggiato il gomito, ben stretto, generalmente i pendolini hanno tutti un'estremità, un qualcosa, se fosse invece soltanto un filo, magari lo girate intorno all'indice in modo da mantenere fermo, senza esagerare con la pressione, però deve essere forte abbastanza da tenerlo lì, non troppo debole da lasciarlo cadere, soprattutto se è un pendolino di un certo peso. E ci poniamo, nel caso del circuito del sì e del no, in corrispondenza del pallino centrale. In questo pallino è possibile posizionare anche un piccolo testimone, qualora si volesse fare una domanda mirata su qualcuno. Diversamente, se per esempio disponiamo della foto di qualcuno, con la mano libera andremo a metterla sulla foto così da metterci in connessione con le vibrazioni emanate dalla foto e dalla immagine e con l'altra mano indagheremo, così da creare appunto un circuito tra noi e
il testimone. Come ho mostrato nell'altro video, ci sono poi anche dei pendolini che hanno la possibilità di essere svitati e contenere all'interno un testimone. In quel caso, appunto, procederemo così, posizionandolo all'interno del pendolino. In questo caso, invece, questo pendolino non ha questa opportunità, ma nulla ci vieta di lavorare lo stesso, oltre che per noi, su qualcun altro, con l'ausilio appunto di un testimone che può essere una fotografia o il nome, ripeto, il nome scritto su un foglietto di questa persona, possibilmente nome, cognome, data di nascita. A quel punto, appunto, porremo le nostre domande e verificheremo qual è la risposta che ci viene data. Consiglio un'altra cosa, teniamo un diario delle risposte. È vero che possiamo vantare tutti, magari chi più chi meno, di una formidabile memoria, ma nel tempo segnarci le risposte ci aiuterà anche a creare un dialogo molto più chiaro col nostro strumento, perché anche se alcune volte registreremo delle risposte inverosimili, poi rileggendo nel tempo la risposta ricevuta dal pendolino capiremo perché ci ha detto una cosa piuttosto che un'altra. Per questa sera io ho detto abbastanza, vi invito ad esercitarvi con il circuito, col quadrante radiestesico per la valutazione. Ricordatevi che può essere utilizzato per qualsiasi domanda che preveda sì, no come risposta o anche se è il tempo o meno opportuno di agire. Lo trovate sempre nel sito www.ilcapitano.altervista.org e comunque vi lascio sotto nella descrizione il link da cui scaricarlo. Vi ringrazio per avermi seguito finora, vi rimando al prossimo appuntamento sempre con il nostro pendolino. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.